Il burro di malga, sponge di mont nella lingua friulana, si produce durante le stagioni di alpeggio nelle malghe del Friuli Venezia Giulia. Esso costituisce la materia prima per l'eventuale successiva trasformazione in ont, ricco condimento diffusamente utilizzato nelle ricette gastronomiche tradizionali della fascia alpina friulana. Andremo assieme a scoprire come si produce, ora come un tempo, l'oro giallo delle nostre malghe. Dal latte della sera, raccolto nelle vasche in acciaio inox e raffrescate dalla circolazione di acqua fredda, affiora a nottetempo la panna. Essa è costituita dai globuli di grasso del latte che, essendo più leggeri della massa, si aggregano in superficie fino a costituire un morbido velo cremoso, arricchito da batteri lattici che renderanno aromatico e serbevole il burro. Al mattino si raccoglie la panna con la spannarola. Se necessario, la si riscalda a bagnomaria fino a una temperatura compresa tra i 12 e i 15 gradi centigradi. Se la temperatura della panna è troppo bassa, i tempi si allungano, mentre se è troppo alta, i globuli di grasso non si aggregano. Si versa ora la crema nella zangola, si chiude ermeticamente e si avvia lo scuotimento, che causerà una rapida rottura dei globuli e la loro aggregazione. Trascorso breve tempo si interrompe l'agitazione per sfiattare dalla zangola i gas, si richiude e si prosegue fino a quando si completa l'aggregazione dei grani di burro, visibili anche dallo spioncino. Quindi si interrompe il movimento per far defluire il latticello dallo scarico. Si prosegue con 3 cicli di lavaggio con acqua fredda e ovviamente potabile, alternati da alcuni minuti di rotazione a bassi giri. Si noterà che l'acqua che viene fatta defluire alla fine di ogni ciclo sarà via via più limpida. A questo punto il burro è pronto, un breve ciclo di rotazione a secco per impastare la massa ed ecco che si può procedere alla sua estrazione dalla zangola. Ora, attraverso la manipolazione, si strizza la massa per poi deporre il burro a rassodare in acqua fredda. Infine la formatura, che solitamente avviene coi caratteristici stampini in legno, preriscaldati in acqua calda allo scopo di facilitare il distacco del panetto di burro. L'oro giallo delle nostre malghe viene confezionato e sigillato nelle apposite carte per alimenti e conservato a bassa temperatura. Ciò preserva il prodotto dall'azione dannosa della luce e dell'aria. Un tempo la burrificazione veniva effettuata con la pigne, contenitore a tronco di cono rovescio in legno con coperchio, dotato di pistone di scuotimento manuale a movimento verticale alternato. Le fasi erano comunque le stesse: inserimento della panna, scuotimento, drenaggio del latticello, cicli di lavaggio, strizzatura, rassodamento e formatura. La spongia di mont dei nostri alpeggi racchiude profumi, aromi e sapori unici, strettamente correlati all'alimentazione verde delle bovine dal pascolo e al fatto che deriva dalla panna di affioramento del latte crudo. Basta una fetta di pane e un leggero strato di morbido burro di malga per stimolare l'olfatto e il gusto fino a riecheggiar di storie, tradizioni e culture da custodire.